Seconda puntata, secondo appuntamento con Non Conforme Suoni di Mezzanotte. Questa nostra seconda avventura nel mondo dei suoni, per cercare comunque di ridare voce al discorso musicale di Radio Ascolto Live, ci ha portato lontano, molto lontano, non tanto lontano ma abbastanza lontano dalla città, per la seconda appuntamento e per un'intervista che in effetti è una prima volta qui a Radio Ascolto Live. Molti di voi comunque sanno che noi abbiamo spesso la voglia e il piacere di ospitare nuovamente magari vecchi ospiti o vecchi amici che magari tornano per proporci lavori nuovi o per magari parlare di esperienze passate, come è stato il caso di Simon Balestrazzi l'altra volta. Lo ringraziamo ancora moltissimo per la sua disponibilità, e oggi c'è una prima volta qui a Radio Ascolto Live, quindi è una seconda puntata, diciamo una primizia che vi offriamo. Interessante intervista con interessante anche momento di performance con una persona, un artista che è anche un creatore, anche un artigiano, un fabbricante di strumenti sonori, molto interessante. Dobbiamo capirne di più, dobbiamo parlare, che perché è un'esperienza questa abbastanza originale e quindi secondo noi anche parecchio preziosa. È con noi oggi Massimo Olla. Massimo, benvenuto. Ciao, Radio Ascolto Live, è un piacere mio. È la prima volta che ti ospitiamo qua, è interessante, ci ospiti tu veramente perché siamo a casa tua, quindi in effetti siamo in quel di Senorbì, una ridente località, una bella giornata estiva, di quelle proprio tiepide, fresche, dove proprio si può respirare alla grande. E siamo qua con te, abbiamo il piacere di conoscerti, di conoscere la tua esperienza. Ora, tu non solo, come dicevo prima in apertura di puntata, non solo sei un artista, diciamo, del suono, ma sei anche un interessante fabbricante di oggetti, artigiano, costruttore, sì. Insomma, fabbrichi quello che usi e non è poco. Però poi adesso ci arriviamo, Massimo, intanto ti lascio la parola, poi parliamo, perché tanto voglio conoscere un po' la tua storia, per cominciare artistica, da dove vieni, dove vai, dove sei, quando, queste cose di questo tipo. Quindi iniziamo a parlarci un po' di te, Massimo, insomma, la storia dell'artista Massimo Olla, se voglio, anche la persona. Ecco. Allora, quando nel lontano 2010 fui licenziato dal mio ultimo lavoro, dei tanti a cui sono stato licenziato, che io ho un tremendo difetto che non riconoscere l'autorità delle persone mi porta sempre a delle rotture. Non sei solo. E soprattutto quando le persone non sono, non dico alla mia altezza, però insomma abbiano un minimo, non siano delle capre, insomma, ha detto proprio papale. Quindi, cambiando discorso, mi sono trovato fermo, cioè non sapevo ancora se continuare a cercare lavoro e continuare a farmi spremere come un limone o iniziare per l'ennesima volta un'altra delle mie attività. Una vecchia è stata già il negozio di dischi a Cagliari, che è andato bene per un po' di tempo, poi è un tipo di attività che all'epoca era diventata obsoleta per via di internet, eccetera eccetera, cambio in euro, eccetera eccetera, quindi il mercato dell'usato aveva avuto un distorcimento, chiamiamolo, cioè passare dalla lira all'euro e poi fare delle valutazioni sull'usato all'epoca nel 2001-2002 è stato un bel problema. Essendo anche un grande amante della musica, io sono un grande curiosone, sono veramente curioso. Tramite Facebook ho conosciuto alcune persone come Gianluca Beccuzzi, poi a Cagliari avevo scoperto che c'erano questi festival di musica sperimentale, noise, industrial, che si chiamava Solo il mio nero.
andai a vedere a Cagliari appunto questo festival dove suonava Simon, dove suonava la Brigata Stirner, Raimondo Gaviano come Smart One, poi chi c'era? Basta, c'erano loro tre come progetti e rimasi folgorato dal rumore, pur conoscendo già alcuni gruppi storici dell'industrial mondiale. Io ancora non conoscevo questo ambito musicale nascostissimo all'epoca a Cagliari, poi legato anche all'arte contemporanea, eccetera, eccetera. E quindi ho cominciato a costruirmi le cose, perché comprare degli strumenti, sintetizzatori, anche se ho provato, eccetera, eccetera, non avendo una base solida di studio del sintetizzatore, dell'elettronica in generale, ho provato, ho comprato qualcosa, ma poi è stata rivenduta subito perché non era la mia cifra musicale. Allora ho iniziato a suonare gli oggetti, le cose con i microfoni a contatto, quindi piano piano è nata la necessità di avere degli strumenti preparati che avessero anche una certa estetica, perché curo anche molto l'estetica dei miei manufatti, che ricorda l'estetica industrial, appunto, o post-industriale, come la vogliamo chiamare, all'epoca perlomeno. Oggi non mi sento un rappresentante della scena post-industriale italiana. Ho avuto delle richieste da altri musicisti. Uno è stato Cristiano Dayson, un ex membro dei Meathead, il gruppo di Teo Teardo. Mi aveva chiesto uno strumento a corde con molle che aveva visto suonare a me. E fatto il primo è arrivata la richiesta del secondo, poi del terzo, poi del quarto. Adesso siamo arrivati a circa più di 1 migliaio di strumenti in giro per tutto il mondo, di ogni tipo, di ogni genere, di ogni dimensione. C'ho addirittura dei clienti che sono dei collezionisti dei miei manufatti, che hanno praticamente tutta la mia produzione. Ci sono dei gruppi storici come può essere i TQTR, Tam Quan, Tabula Rasa, che ormai usa solo ed esclusivamente i miei strumenti. Simon li ha usati per tanto tempo e continua a usarli, anche perché a Simon io glieli preparo quando ho qualcosa di nuovo. Il primo a provarli sul campo è sempre lui, appunto questa piccola tester. Sì, perché a parte è un grande amico, bello. e poi è quello che mi dà più soddisfazione quando li usa, perché lui li capisce al volo. Quindi tipo questa mini sound table è stato uno dei primi a portarla su un palco con il progetto Diamond, se non ricordo male, oppure quello con Nicola Quiriconi da soli. E poi piano piano le cose vengono avanti, nel senso che mi invento sempre strumenti nuovi, sempre cordofoni, mollofoni, oppure tavole sonore, degli strumenti che lavorano con le onde elettromagnetiche tramite motori elettrici e pick-up, eccetera, eccetera. Poi ne ho tanti, di tutte le dimensioni, è fatto in modo che la gente possa anche viaggiare in aereo, perché appunto si possono chiudere, mettere in valigia, nonostante questo sia per esempio lungo 1 metro, questo lo chiudi in 2 e lo metti nel trolley. Mica male, insomma, quindi c'è anche un occhio alla praticità. Insomma, alla fine ne ho fatto un lavoro, è diventato un lavoro. È bellissimo, perché sei diventato imprenditore del suono attraverso questa esperienza musicale, che non è solo più artistica ma anche professionale. Quindi sei un professionista del suono, sei un artigiano del suono, meglio ancora. Beh, ce ne sono anche altri molto bravi. A Cagliari, per esempio, c'è anche Nicola Allocci, che fa delle bellissime macchinette elettroniche, dei generatori di noise. E poi anche in Italia c'è qualcun altro che fa dei begli oggetti, che hanno dei bei laboratori attrezzati. Ognuno poi ha la sua. C'è chi lavora il metallo, c'è chi lavora il legno, e fanno delle cose pregevoli. Il problema ultimamente è che col Covid, se non si suona, la gente non è invogliata a comprarsi degli strumenti, quindi il periodo è, oltre a non suonare,
Nessuno, perché si suona pochissimo, non c'è vendita, anche perché non sta girando soldo. e, e la cosa sta diventando abbastanza preoccupante. Poi speriamo che cambi tutto, che smetta sta maledetta guerra, perché ci sia messa di mezzo anche la guerra e mi ha bloccato per esempio il mercato europeo. Non aiuta proprio questo cosa. Guarda, è un argomento di cui parliamo lungamente in radio, per cui è meglio adesso non discorro, perché sennò mi viene la... No, tranquillo, è un discorso che in radio trattiamo in maniera molto ampia, per cui sappiamo di cosa stiamo parlando, mettiamola così. Qui adesso ci stiamo concentrando sulla questione artistica. Sì, è vero, purtroppo questi eventi, diciamo così, deflattivi non aiutano persone come te, che cercano anche professionalmente, non soltanto artisticamente, di continuare un percorso e continuare in maniera dignitosa. Quindi sono d'accordissimo con te. Però è anche curiosa questa cosa, non soltanto tu sei diventato un artigiano del suono, però in effetti ti sei avvicinato al suono, alla composizione, alla produzione relativamente tardi. Non è mai troppo tardi, intendiamoci, per fare qualsiasi cosa nella vita. Però è curioso, è bello. È stata la vita, è una cosa che avrei dovuto fare prima. Io ho il desiderio di suonare in un gruppo. Io, come mio primo strumento, ho la chitarra elettrica. Non sono bravissimo, però la suonicchio. Per quello che piace fare a me, basta e avanza, ok? Però non ho mai trovato né il tempo, perché io prima lavoravo dall'alba al tramonto, facevo un lavoro di assistenza tecnica in tutta la Sardegna, quindi ero sempre fuori per anni, fino a quando poi arrivi a un tale rigonfiamento di cosiddetti che prendi una decisione, decidi di quale strada prendere, se continuare a fare la pecora, l'asino, la bestia da somma, o essere sempre povero, perché povero ero. Anche se avevo un posto di lavoro, uno stipendio, sempre ero povero. Preferisco essere povero ma libero. Grande scelta della vita, Okay. Molte persone dovrebbero fare molto questa rischioso, però bene o male io fino adesso sono riuscito a campare, a galleggiare senza preoccuparmi, cioè i soldi ormai l'importante è andare avanti, poi i soldi vanno e vengono nella Poi vita. è una risorsa che molti trascurano, il sapere, la conoscenza, saper mettere le mani nelle cose e saper fare le cose perché sai come si fa. La conoscenza e la pratica della conoscenza sono due patrimoni inestimabili. Cosa sarebbe di te se non avessi avuto questa competenza e questo tuo sapere? Sapere e potere, e questa allora molte volte la necessità è virtù, nel senso anche quello è vero. che inizi un progetto anche con la musica. Io inizialmente non avevo neanche idea di come si registrava, di come io so suonare, però non ero un tecnico del suono. Le cose le impari, studi, se veramente lo vuoi, quindi volere e potere, ti metti a studiare, okay? Senza dubbio. Quindi chiedendo qui e là, aiutato da chi ne sapeva più. Io non ho, nel senso, non è che mi vergogno a chiedere. Quando non so una cosa non la so e basta. Chiaro. Se c'è uno che sa più di me, io gli chiedo, mi dai una mano qua per cortesia, che non riesco a capire come si regola questa cosa, ma un microfono lo devo regolare così, i V-meter devono essere a questo livello, bla bla bla, eccetera eccetera. Quindi col tempo piano piano sono arrivato anche a ottenere dei buoni livelli di registrazione casalinga, e quindi stiamo parlando di home studio. E per quanto riguarda invece i lavori sul legno e cose, anche lì sbagliando si impara, nel senso bisogna lavorare, mettersi, fare le prove, come si fanno le prove. Per fare un live bisogna fare anche i prototipi alle prove per costruire uno strumento nuovo. Quindi inizi con un amenicolo, come si dice, un po' accrocchiato, senti come suona, e poi piano piano regoli la mira, nel senso fai le cose come devono essere fatte. Senza di cosa il suo tempo. La fretta è una brutta bestia. È vero, ci vuole il tempo e la pazienza di fare le cose in questa come in altre forme della conoscenza e anche della pratica. Poi naturalmente ci vuole anche un minimo di come si dice, adesso non mi viene il termine, cioè devi essere portato. Talento dici? No, a parte il talento, ci vuole una forte attitudine a fare questo tipo di cose, sia nel lavoro manuale, che io ho sempre fatto. Io sono un operaio, non sono un laureato, non sono uno scribacchino, sono
ho sempre mosso le braccia e la schiena, quindi non mi fa paura il lavoro, nel senso che i risultati che ho ottenuto sono notevoli. Sì? Sono notevoli, sì, sì. Lo testimoniano anche che, insomma, lo testimonia la diffusione dei tuoi strumenti, la testimonia anche il successo che questo tipo di creazione ha avuto, per cui hai ben dunque ad essere soddisfatto. Una delle più grosse soddisfazioni è stato che FM High Night, l'ex membro degli Einstürzende Neubauten, usa uno dei miei strumenti nelle sue mi dici niente. Mi ha scritto Hirmler dei Faust per farmi complimenti perché ha fatto delle serate insieme a sia FM High Night che Unruh, sempre degli Einstürzende. Mi ha scritto proprio lui personalmente, ha detto: Massimo, questo strumento che hai costruito è meraviglioso, bellissimo. Sono soddisfazioni. Sì, mi sono sciolto, anche perché quelli sono i miei miti musicali di sempre, sia i Faust che gli Einstürzende e tanti altri dell'epoca. Quindi sì, sono soddisfazioni. No, non c'è problema, sì, siamo tranquillamente non c'è problema, siamo durante l'intervista, possiamo arrivare tranquillamente anche al momento live tra poco, e poi ti faccio un'altra domanda, poi magari iniziamo a postare il momento live che ci sta bene. Quindi attualmente tu sei in carica al tuo progetto solista, che tu lavori come Massimo Olla, lavori col tuo progetto, con le tue cose, con le tue produzioni, poi parleremo anche di quelle perché magari ne vale anche la pena, e partecipi a dei progetti con Simon Balestrazzi o anche con altre persone magari, sì, quando capita. Ho fatto 2 album con Gianluca Beccuzzi, uno di Murder Ballads, però con i testi e la metrica del cantato originali, poi cantati da Beccuzzi, però con la musica totalmente inesistente, praticamente con i rumori e i suoni atonici, così si dice, atonali dei miei strumenti. Sì. E poi collaborazioni varie con altri artisti dell'ambito nazionale. Cosa ho fatto? Adesso neanche mi vengono, perché ne ho diversi, tra cui ricordo il Satanismo Calibro 9 e Moreno Padoan. E ho partecipato in un paio di dischi dei Dream Weapon Ritual di Simon, ho partecipato a un disco con gli Hermetic Blood di Brotherhood of Luxor di Macomer, con Mirko e Laura, e tante altre cose. Sono stato chiamato. Impegno, bello. Adesso sta uscendo un nuovo disco con le Forbici di Manitou. Con le Forbici di Manitou ne avevamo già fatto uno, dove partecipo anch'io, ed sono le canzoni di Mina sconvolte completamente. Questa mi mancava. E poi adesso ne sta uscendo uno dove ci sono pezzi dell'Incredible String Band completamente rovesciati, anche quelli, diciamo, però in bene, non in male, perché è un gruppo dove Baroni e Manitou Rossi sono fan tutti e due. Bene, bello. Comunque, allora, prima di lasciamo il tempo all'artista di organizzare il suo live set, e quindi tra poco, in un momento, arriveremo alla presentazione del primo live set piccolino che Massimo oggi ci propone. Eccoci qua, pronti per il primo stacco live che Massimo Olla ci regala oggi per questa seconda puntata di Suoni di Mezzanotte Non Conforme, con la sua attrezzatura, perché è interessante. Poi peccato non avere il video, però sarebbe interessante poi magari un giorno avrete la possibilità, chi vorrà magari avrà la possibilità di vedere sulla pagina Facebook o sul sito internet che magari raccoglie i lavori di Massimo, vedere le sue creazioni, magari faremo qualche foto, la manderemo in slideshow durante questa intervista quando sarà pubblicata in versione video su YouTube. Comunque questo è lo stacco. Vuoi dirci qualcosa di preliminare? Vabbè. No. Parte e basta, perfetto. Parte alla grande, quindi Massimo Olla, il primo stacco live per questa nostra puntata Suoni di Mezzanotte Non Conforme. Buon ascolto.
Bene, bellissimo anche questo stacco, piccolo stacco, però molto significativo. Più che altro mi è piaciuta molto l'atmosfera, diciamo così, cinematografica di questo stacco. Potremmo dire demonias in urbi, cose di questo tipo. Perché un attimo ti do il microfono così possiamo tornare alle nostre lucubrazioni. Un secondo che ho le mani un po' occupate, che tra microfono e tutto quanto ogni volta è l'impresa, ma ci riusciremo. Ecco qua, olè, eccoci qua. Quindi Massimo, molto l'atmosfera. Ora è vero anche che è sempre questo problema di essere il mio piede che si blocca ogni tanto sul, ecco, perfetto, ok, a posto, un attimo che scavalco. Diciamo che ho messo su un setup molto ridotto, quindi una piccola improvvisazione così, perché sui live in questo ambito musicale sempre la maggior parte delle volte è improvvisazione, Vero, con un minimo di preparazione in studio prima di suonare, cioè ti stabilisci una base, però poi una volta che si vai sul palco è totalmente improvvisato. Benissimo. Anche perché ti cambia tutto quando sei lì, anche lo stato d'animo del momento, eccetera eccetera. Questo piccolo stacchetto che ho fatto adesso potrebbe essere definito dark ambient, senza un concetto, anche perché, ripeto, chi fa industrial o chi faceva industrial in una certa maniera, la musica veniva in secondo piano, però veniva in primo piano il concetto, è quello che la concettualità è quello che volevi dire con la tua performance, che poi è la base di tutta l'arte contemporanea. Verissimo. Di un certo tipo. E anche di quelle cose che magari richiedono anche un minimo di attenzione. È anche vero che non si può vivere sempre di questa musica, però giova sicuramente alla mente aprirsi un attimino a questo genere di esperienze, anche dal punto di vista dello studio. Il problema è che, come tutti sappiamo, nel mondo di adesso è difficile riuscire ad aprirsi a questo genere di analisi, perché è avanzata la tecnologia, la musica è diventata, sembrava che ci fosse magari una maggiore attenzione per questa musica, in realtà la musica di consumo è diventata sempre più schifosa e siamo sempre noi che stiamo cercando di trovare, di studiare, di capire magari delle approcci alternativi al suono, della serie che magari facciamo delle cose bellissime, poi siamo in 6 a vederle, così 10 persone a vederle, è un po' triste, però non è sempre così. Io sono del parere che molte volte è meglio avere 10 persone interessate a quello che fai che averne 500 che sono d'accordo. Uno degli ultimi festival che sono andato a vedere, non dico quale, però qui in Sardegna c'erano circa 200 persone, perché più di 200 non potevano entrare, e c'erano 10 persone che cercavano di seguire quello che stava succedendo sul palco e le altre 190 erano al bar a chiacchierare, a ridere, a scherzare. Per carità, niente senza pensare che anche se era una cosa all'aperto è sempre un teatro, cioè a un teatro ti devi comportare in una certa maniera. Almeno stai a ascoltare. Ci sono rimasto malissimo perché era un pubblico che pensavo fosse preparato al tipo di performance che c'erano la sera, invece totale disinteresse, proprio non gliene fregava niente, per poi a fine serata fare i complimenti. Ho visto anche fare i complimenti all'artista, bellissimo, è stato un concerto meraviglioso, hai fatto una cosa meravigliosa senza averlo ascoltato minimamente. Ciao. Quindi applausi di circostanza, come si dice, ma anche queste ruffianate qua che a me non piacciono proprio. Mi ricorda tanto, adesso parlo io, vi approfitto e racconto gli affari miei. Mi ricorda tanto una volta che ho cercato di partecipare a una serata di tributo al grunge in un locale che non nomino per questioni di decenza. Ho provato a fare una performance sperimentale e mi hanno guardato così. Non si vede in video, però con questi occhi strabuzzati sembra, ma questo che cazzo sta facendo? Se vai cioè il problema dell'ambito in cui ho deciso di suonare, nel senso non puoi andare a suonare in qualsiasi posto, perlomeno per quello che faccio io o che fa Simon, non siamo, a meno che non ti prepari qualcosa, perché sai che se vai lì trovi un pubblico di rockettari a metà, dici, o ti prepari a metà. Non so, fai una cosa che non ti piace, però sinceramente preferisco neanche suonarci, cioè se devo andare a fare la marchetta, no. Condivido. Però non, cioè, è un altro pianeta. Io preferisco suonare nei festival
legati proprio a questo ambito musicale Senza dubbio. che non sia solo musica, che sia qualsiasi altra cosa, sia danza che cinema. A me piace moltissimo fare anche le sonorizzazioni dei film, come piacciono anche al mio sodale Simon Balestrati Ho visto. e tanti altri. Cioè, c'è stato un bellissimo festival a Cagliari per un po' di tempo che si chiamava oltre a solo il mio nero c'è stato anche un altro, adesso non mi sfugge il nome, Vabbè. comunque c'è Vabbè. Utopia, Ok, Utopia, che lo organizzava Gaviano, lo organizzava Raimondo Gaviano ed era un bel festival, sì. Lo facevano al My Mask, Bello. con belle pellicole, begli artisti, eccetera, delle cose veramente notevoli. Vedi, la cosa bella è che Cagliari è ricca anche di questi avvenimenti alternativi dal punto di vista culturale, artistico. Peccato che le menti alternative poi alla fine non siano tanto alternative. Questa è la cosa, la tragedia vera. Ce ne sono tante, le realtà sono tantissime, sia in Sardegna ma soprattutto a Cagliari. Ce ne sono tanti musicisti bravi che Senza fanno dubbio. sperimentazione elettronica, legati a tante cose. Il problema è che non ci sono più gli spazi. Non ci sono spazi, non c'è interesse da parte, non c'è un grosso pubblico, perché poi alla fine quando vai a suonare ti ritrovi un pubblico di altri musicisti, che sono quelli che seguono questo ambito. E piano piano sta sparendo tutto, è un déjà vu dell'intervista con Balestrazzi, però la realtà è questa, Sì. ed è grigia qui in Sardegna, ma anche in Italia un pochettino. Prima ci invidiavano, prima in Sardegna dalle altre regioni ci invidiavano perché noi avevamo un sacco di eventi, tutti legati al post industriale, all'experimental, eccetera, all'elettronica, perché ne avevamo veramente, c'era una cosa ogni settimana. Adesso è sparito tutto, è finito tutto, non esistono più i festival, non esiste più quel poco che è rimasto è chiuso in una nicchia, perché se non fai parte della cricchetta neanche I famosi spazi di sopravvivenza di cui parlavamo con Simon nell'altra intervista. Devi far parte della cricca, se no anche quello sicuramente non ti chiamano. Lo sì. Comunque volevo tornare un attimo sul discorso concreto, sul discorso strumentale, perché mi interessa molto. Suonare gli oggetti. Allora, una domanda mia è una domanda anche pratica. Si può partire da materiali poveri per arrivare a costruire oggetti di questo tipo? Ma proprio poveri della serie di rifiuto. Chi si costruisce? Allora, inizialmente io costruivo esclusivamente con materiali comprati nelle ferramente. Cioè materiali di liuteria, l'unica cosa c'erano le meccaniche di chitarra, le corde, i pick up, perché per ovvi motivi. Però tutto il resto è materiale comprato nelle ferramente, nei brico, eccetera, e poi adattati, lavorati per creare il pezzo per lo strumento. Moltissimi artisti, chi è capace a farlo, gli strumenti se li costruisce. Ok? Certo. I veri artisti, quelli, non dico veri artisti, però ce ne sono tantissimi che sono anche molto bravi, adesso non sto lì a farti i nomi, che i propri strumenti per le proprie performance se li costruiscono, non li vendono, sono loro personali, se li fanno e fanno le performance con i loro strumenti. Poi c'è chi non è in grado di fare una cosa del genere, oppure non si vuole presentare con un accrocchio troppo accrocchio, anche perché poi ci sono degli accorgimenti che per farlo suonare in un certo modo, se non lo sai, non ottieni lo stesso risultato. Non è a mettere una molle e due bulloni, c'è tutto dei parametri da seguire. Ripeto, poi uno, se ordina e chiede quello che vuole, gli si fa, nel senso, non è, se vuoi un materiale, i materiali ce ne sono tanti, però bisogna vedere anche la durata. Se vuoi che duri, un manufatto deve essere fatto anche in un certo modo, con legni pregiati. Se usi abete, l'abete col tempo tende a spaccare. Se usi un altro legno un po' più pesante, però ti dura 100 anni.
quando sarò morto, magari questo un giorno sarà in qualche museo e varrà 1 milione di euro. Vabbè, poi, anche se è 1 milione di euro, poi chi si ricorda del 1 milione di euro? Il problema è quello, se lo lasci agli eredi, altrimenti è un problema. Speriamo di darlo in buone mani. Ma sì, perché no? Questi vanno usati, nel senso certo, ovvio. E vanno studiati. Ci mancherebbe. Sono uscite negli ultimi 10 anni. Sono tantissimi dischi fatti con i miei strumenti, tanti. Meraviglioso. Sono sparsi nel web, ma li trovi. È un'impronta che hai lasciato, è una cosa mica poco, anzi hai lasciato un'impronta nel mondo della musica, non è poco, cioè, assolutamente. In qualche modo bisogna avere il proprio quarto d'ora di celebrità, alla Warhol. Spero che il mio sta durando più di un quarto d'ora, però spero che duri ancora un po'. Direi, visto il tipo di fama che hai. L'importante è rimanere sempre con i piedi per terra, benissimo, sia artisticamente che benissimo. Sempre con i piedi, mai volare alto. Sono d'accordo, concretezza. Io non ammetto di volare 1 metro da terra neanche dagli artisti già a un livello superiore, senza fare nomi, però sempre cioè io vedo veramente delle star che non sono così altezzosi come sono altezzosi certi, perché capiscono certi quello artisti che artistuccoli, perché sanno perfettamente che il successo è un po' una specie di meretrice, una volta c'è, poi il giorno dopo addio. Il successo, vabbè. Quindi magari quelli più concreti preferiscono fare musica e continuare a essere come sono a livello umano. Non sono tantissimi, però ci sono artisti così a tutti i livelli, per fortuna. Quindi, ricapitolando, se uno magari dice, vabbè, se prendo come dicevi tu prima l'esempio, prendo il legno dei pallet, un pick up di chitarra scassata e una molla e mi organizzo, qualcosa riesco a tirarla fuori, se ho un po' di conoscenza della materia. Dipende da che cosa ti aspetti, da che cosa vuoi e da che cosa vuoi ottenere. Allora, il mio credo in ambito sperimentale è ottenere il massimo col minimo delle risorse. Ottima filosofia, la condivido. Tutto. Ecco, come vedi, questo è il mio studio di registrazione, però strumenti ne vedi, cosa vedi? Niente, praticamente non c'è niente, è vuoto, proprio per quello, proprio per non avere l'ansia di dover usare per forza quello, perché l'ho comprato, va usato, poi magari fai delle porcherie assurde perché non sei capace a usarlo, perché non l'hai studiato, perché non ci si legge manco il manuale. Mentre ho preso proprio la decisione di usare solo ed esclusivamente i miei strumenti, più oggetti vari, motorini elettrici, l'archetto, microfono con soffietti, campanelline, eccetera, 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 usati in una certa maniera senza copiare o perlomeno rubando da altri artisti, però facendo mio l'uso, ottenere una cosa un pochettino diversa rispetto a quello, perché si è fatto già tutto, abbiamo presente, cioè sì. La musica sperimentale non esiste da oggi, esiste dal 1930-40 con la concrete music in giù. Ok, la musica industrial è nata alla fine degli anni 70 con i Throbbing Gristle ed è finita lì, poi c'è stato il post industriale e sono passati già 40 anni, se non di più. Quindi è stato fatto, l'elettronica esiste lo stesso da un sacco di tempo, quindi i maestri dell'elettronica hanno già detto quasi tutto. Quello che si sente in giro, io molte volte ascolto dei dischi nuovi appena usciti e dico, io questa roba qui l'ho già sentita, mi sembra di averlo già ascoltato questo album, ma più di una volta. O addirittura ascolti molti dischi, molti lavori soprattutto di elettronica e non li distingui l'uno dall'altro, sembrano uguali, sembra lo stesso artista, è proprio perché c'è questo vizio di copiarsi a vicenda, oppure perlomeno di non avere chiare le idee su che cosa si vuole fare. Faccio un disco da manuale del buon sperimentatore, qualcuno mi dirà che è bello, qualcuno mi dirà che è meno bello, oppure nessuno avrà il coraggio di dirmi che è una porcheria e mi diranno tutti che è bello, eccetera eccetera eccetera. Però è meglio che ci siano, nel senso, sì. È giusto che si faccia, che si suoni, se uno ha la passione che lo faccia, poi piano piano
capirà che bisogna avere una propria cifra personale, un proprio suono, un proprio modo di, se vuoi fare l'artista. Se vuoi fare l'artista devi essere tu e basta, non devi essere tu, quello, quell'altro e quell'altro ancora e fate le stesse cose. Tutto lì. È un po' come il pittore, insomma, il pittore ha il suo tratto, la sua Esatto. pennellata Ogni particolare. pittore ha il suo modo di dipingere e riconosci un Van Gogh da un Giotto, da che cavolo ne so, e è così, deve essere. Però poi ci sono quelli che copiano, che sono dei bravi pittori ma sono dei copioni, un po' come quelli che fanno le cover, no? Sono dei grandi musicisti però fanno la musica degli altri. Quindi sono degli operai della musica, io li chiamo così. Diciamo... Anche gli orchestrali, secondo me, sono operai della musica. Perché finché tu sei su un palco a fare Mozart, stai suonando la musica di un artista. L'artista non sei tu, l'artista è Mozart. Sei un esecutore fondamentalmente. Sei l'esecutore o un operaio della musica, sei un bravissimo musicista, hai studiato per suonare virtuosamente quello strumento e così devi fare. Poi se hai un progetto tuo parallelo, allora quello è un altro discorso. Il dramma del conservatorio. Il conservatorio ti rovina. Esatto, come spegnere l'entusiasmo musicale nei ragazzi fondamentalmente. Bisogna imparare l'arte e poi metterla da parte e poi fare come cavolo vuoi tu. Sono d'accordissimo. Non ci devono essere regole. Sì, infatti hanno cercato di mettere il corso di tecnologia musicale per cercare di rovinare anche la musica elettronica. Il brutto della cosa è che purtroppo molti studiano l'elettronica, poi mettono sul piatto quello che hanno imparato a scuola. Invece hai imparato a fare queste cose qui, adesso le parcheggi e fai delle cose con la tua testa, non con la testa degli altri. Esattamente. Il dramma e devi avere anche coraggio. Beh certo, devi fare figuracce. Non devi avere paura che non piaccia agli altri, a te che deve piacere. Poi se non piace agli altri non sono cazzi che ti riguardano. Questo è sacrosanto. Scusate il termine. No, non preoccupate, no. Questa radio è aperta alla libera espressione, non c'è problema. Figurati. Una parolaccia ha scappato, specialmente in questo periodo di parolacce abbiamo sentito. Ogni tanto vola. Sì, non c'è problema, non preoccupate, si sta preoccupando perché sente suoni d'ambiente, perché giustamente siamo in casa dell'artista e c'è vita nella casa dell'artista, quindi se sentite suoni di ambiente non preoccupatevi, gente che parla, è giustamente la questione della casa dell'artista che è vissuta in quanto tale. Comunque direi che ci potremmo avviare al secondo stacchetto live di questa giusto un paio di minuti, okay. Certo, ci carichiamo per questa cosa e poi presentiamo il secondo stacchetto live di questa bella puntata con Massimo Olla. Ok, stiamo accordando, siamo pronti al secondo stacchetto che oggi ci offre Massimo Olli, questa bella puntata di Non conforme suoni di mezzanotte, seconda puntata del ciclo dedicato a questi musicisti oltre, fuori dal coro, non per citare la tradizione televisiva, ci mancherebbe altro. E quindi adesso andiamo ad ascoltare il secondo stacchetto di Massimo, prego, buon ascolto.
Bene, siamo andati in dissolvenza su questo nuovo contratto stacchetto. Bene, anche questo molto cinematografico, proprio. Dovresti musicare qualche video, ma in effetti non te l'ho chiesto. Hai musicato qualche video, qualche filmato, cortometraggio? Ti hai mai dedicato alla musica, insomma, alla insonorizzazione? Ho fatto diverse sonorizzazioni. Ho fatto i corti di Svankmajer, che è un regista cecoslovacco della Repubblica Ceca, che fa dei film animati molto particolari, inquietanti, molto interessanti, abbastanza inquietanti, molto belli ma molto 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 belli. Poi ho fatto un corto che si chiama Grandmother di accidenti adesso mi sfugge, comunque ne ho fatto diversi. Poi questo ultimo Grandmother di David Lynch l'ho portato anche in giro per l'Italia. Ho fatto diverse rappresentazioni in diverse città e lo vorrei anche riproporre perché mi piace molto farlo. Questo è una cosa molto bella, poi la sonorizzazione dei film. C'è bisogno di molta preparazione, però dà molte soddisfazioni quando lo fai. È proprio una bella cosa, ci piace molto. Verissimo. Quindi ovviamente per la musica sperimentale, la musica di questo tipo si presta molto a accompagnare le arti visive, quindi è una cosa che esisteva da molto tempo, quindi ha preceduto anche la realtà. Generalmente io lo scrivo anche sempre nei credits del mio disco, dei miei dischi, che la mia musica la devi fare tua, nel senso che l'ascolti e poi ti fai tu un'idea di che cosa ho voluto dire, di che cosa non ho voluto dire, componendola e realizzandola, anche perché sono cose molto particolari, sono dei panorami sonori che io parto dal presupposto che li devi fare tuoi, ti devono tirare fuori da dentro o la rabbia o la gioia o quello che vuoi tirare fuori, insomma. Non c'è una concettualità di base se non soltanto un discorso di vabbè, andiamo avanti, dai. Scusa, è l'età, è il caldo anche, no? Ci stanno entrambi i casi, sia l'età che il caldo. L'umidità, sta voce che è palle. Comunque sì, questa è fondamentalmente l'idea, cercare di legare il suono alle immagini, di appropriarsi un po' della musica. Nel tuo caso specifico anche di appropriarsi gli strumenti, perché tu realizzando tutti questi strumenti dai la possibilità che magari chi ha delle idee di potersi esprimere in questi termini così concreti, cioè prendi, lo fai, suoni e hai qualcosa che può servirti e che magari è al di fuori di un circuito commerciale, insomma, qualcosa di più tuo, di più personale. Questa è una cosa molto interessante, ecco. Quindi andando verso la conclusione di questa nostra chiacchierata, dunque, se qualcuno quindi volesse sentire un po' delle tue cose, c'è Bandcamp, c'è il sito di Azot, che è su Discogs direttamente, poi su Discogs trovi tutto quello che ho fatto, okay, che ho realizzato. Beh. Poi sul tubo, su YouTube trovi i video delle test, delle prove, dei miei live. Poi basta mettere Massimo Olla sul web e salta fuori un sacco di roba. Magnifico. Di tutto quello che è successo negli ultimi 12 anni, ok? Beh, magnifico. ce n'è da navigare, magnifico, bellissimo. E poi se qualcuno volesse eventualmente contattarti per commissionarti uno strumento, allora io ho come piattaforma uso sempre il Facebook, perché Facebook secondo me vai dritto, se scegli le amicizie giuste vai dritto su quello che ti interessa, vero. A te che veda gli strumenti. Poi Instagram lo stesso, ormai sono le piattaforme che si usano di più, tutto il resto sì, anche il sito, molti mi dicono devi farti il sito, il sito io l'ho già avuto, il sito non c'entra nessuno, non li cercano, non li guardano, è tutto sui social, deve essere una cosa diretta, deve essere un passaparola. Io sono
ormai quasi oltre 10 anni che li faccio, ma è tutto tramite Facebook, il passaparola, lo vedono a quello, lo vedono a quell'altro, eccetera, eccetera. Tanto ho 2 braccia, più di quello non posso fare, io non ho una catena di montaggio. No, ragazzi, non sei più Quindi artigiano. Non sei più un artigiano. se me ne ordinano 10 tutte in una volta sarebbe bello, ma mi mettono anche in difficoltà perché i tempi sarebbero... Dovresti istruire gli apprendisti, diventerebbe un laboratorio. Non lo so se c'è l'interesse per fare una cosa del genere, anche perché non ti garantisce, devi essere pronto anche ad affrontare periodi neri. È vero, però se ci non è che pensi li bene, vendi tutti i giorni. no, quello no, però se ci pensi bene, istruire qualcuno in questa arte sarebbe meraviglioso. Lo so, però vedremo più avanti. Chissà, ma penso magari... che morirà con me. Non so, Io nel spero senso, di no. Se c'è chi ha un minimo di talento e riesce a fare queste cose, si organizza le proprie cose, nel senso si inventa i suoi, ma sono sempre meno. Sono pochissimi. Chi ha provato a fare queste cose come le faccio io ha soltanto copiato i miei, e fatti male, l'ha fatto 2 volte, alla terza poi ha sbattuto la testa e ha smesso. Nel senso che no, la conoscenza va saputa acquisire, per cui copiare non basta, bisogna istruirsi. Ripeto, come per ogni cosa ci vuole il suo tempo, cioè bisogna lavorarci, per perderci tempo, mattina, sera e notte. Non è una cosa che fai in 10 minuti. No. I primi rudimentali, c'era l'idea, con quello che avevi li costruivi, suonavano, però erano enormi, brutti da trasportare perché erano pesanti. Cioè, io mi ricordo ancora quando avevo fatto uno dei miei primi live con uno dei primi strumenti che avevo costruito, ho dovuto farmi prestare un furgone per trasportarlo perché che diavolo era intrasportabile, era una cosa ma poi scomodo da suonare, cioè vanno concepiti in base a quello che tu vuoi fare, devono essere comodi anche, certo. Devono essere strutturati in un modo che li metti su un tavolo e occupano il meno spazio possibile, perché quando si va a suonare ti danno un tavolino piccolino, devi mettere il setup, ma il setup deve essere anche messo in una certa maniera che non si intreccino i cavi, quindi deve essere tutto perfetto, incastrato. Ecco perché hanno queste forme così dritte, certo. Proprio per la comodità dell'artista, in modo che lo piazza sul banco e funzionare al massimo. Deve funzionare, cioè io li provo sul campo e so che deve essere fatto così, se no poi rompe. Senza dubbio, ma è interessante questa piccola, questo aspetto di praticità. Insomma, ovviamente è una cosa costruita con l'intento di servire, di essere fruibile, utilizzabile al massimo. Quelli più piccoli che faccio, quelli a 2 corde, che si chiamano mini droning, sì. i Bicro D, sono dei rettangoli. Sono dei rettangoli che devono essere, vedi, poi tu quando prepari un set, i pedali sono rettangolari, gli strumenti sono rettangolari, le scatolette sono rettangolari, il mixer è rettangolare, quindi devi sfruttare tutti gli spazi in un piccolo tavolo così, capito? Ecco perché sono concepiti con queste forme qua, proprio per la praticità, se no li farei... Se incominci a fare delle forme particolari che poi sono anche sono belle da vedere ma scomode da portare, poco funzionali, diciamo. Poco funzionali, sono belle da vedere come opere d'arte, sono d'accordo. Cioè, se decido di fare delle sculture sonore è un conto, questi sono dei veri e propri strumenti non convenzionali, inusuali, che servono per fare determinate cose. Poi uno li può usare per fare uno di questi, e anche un altro paio li aveva comprati un artista francese per fare la colonna sonora di una serie televisiva corsa. Lui era corso e la serie televisiva francese, la TV francese. Ha usato molti dei miei strumenti proprio per ottenere questi suoni spettacolari. Immagina nei credits Massimo Massimo. No, ma magari il mio nome non ci sarà sicuramente. Come no? Ci saranno magari dei credits o nel disco, se ci ha fatto il disco del soundtrack ci saranno gli strumenti, credo. Spero anche tu, sinceramente. Spero anche quello, insomma, sì, onore ai sardi.
per queste cose buone una volta tanto. Comunque, allora, è molto interessante e quindi tutte le persone che vogliono avere a che fare, vogliono capire meglio quello che è un po' la tua arte, le tue creazioni, possono andare anche su YouTube e lì si può vedere tutto quanto anche in funzionamento, cioè col bel contatto di funzionamento, di prova, di test. Quindi andate a guardare su YouTube, cercate Massimo sul web, su YouTube, su Facebook, e troverete tante cose sull'artista che è stato nostro gentile ospite qua oggi a Non conforme, suoni di mezzanotte, seconda puntata, anche questa molto interessante, molto profonda. Ascoltatela di notte oppure di giorno, quando volete voi, anche questa magari che di notte fa più atmosfera, chi lo sa. Sono quelle puntate molto tipo Mixer Cultura, no? Che andavano di notte la notte tardi, c'erano questi ospiti con queste tematiche particolari, no? Quante nottate immagino. Ascoltare il Rai Stereo notte quando era bello. Vabbè. Nostalgia, canaglia, no, se no siamo troppo vecchi. Diamoci un contegno. Vecchi sì, troppo vecchi fino a un certo punto. Comunque, questo era Massimo Olla oggi, ospite graditissimo della seconda puntata di Non conforme, suoni di mezzanotte. Continuate a seguirci su Spreaker, sulla nostra piattaforma audio, sul canale YouTube, dove apparirà la puntata video di questo bellissimo audio con qualche fotografia di contorno con le creazioni di Massimo Olla, e poi seguite la pagina di Facebook con gli aggiornamenti dei link delle nostre trasmissioni, sempre e comunque. E comunque continua la nostra avventura nell'ambito dei suoni, nel campo dei suoni, nel mondo dei suoni, grazie a artisti come Massimo Olla e gli altri che interverranno a questa serie, questa miniserie Non conforme, suoni di mezzanotte. Io sono Gabriele, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Well,